Siamo arrivati alla fine del progetto, siamo contentissimi e soprattutto per l'affluenza del pubblico che ci dà un riconoscimento, quello al quale noi teniamo di più. E devo dire che questo rush finale con queste presenze così numerose sono dovute anche all'abilità e alla perizia di Marina. Io devo dire una cosa, insomma, mi è capitato in questi mesi di essere fermato tante volte in giro per Mestre, negli autobus, nei bar, eccetera, e io dicevo, adesso mi vengono a fare i complimenti, invece facevano i complimenti a Marina Oizio perché dico, è bravissima, è coinvolgente, eccetera. Beh, questo lo sapevo, cioè, no? E in effetti è così, perché Marina studia tantissimo, ma non sembra. Ed è pericolosissimo perché riesce a darci le cose che lei conosce con una grandissima spontaneità, con una grandissima facilità, che magari qualcuno si può illudere che siano chiacchierate, così. Invece in realtà c'è, come abbiamo detto più volte, un lavoro di ricerca e di studio profondissimo e assiduo. Quindi veramente grazie per il contributo che ci hai dato e che ci ha consentito di raggiungere un obiettivo che è quello di fare delle conferenze, di organizzare degli incontri che siano alla portata del grande pubblico mestrino e di chiunque voglia venire. Questo era uno degli aspetti al quale tenevamo di più come circolo e anche personalmente. L'ultima conferenza è su San Martino. Avremmo potuto scegliere tanti altri santi. Basti citare San Marco, che andrebbe fortissimo, diciamo, nella zona in cui ci troviamo. Però San Martino ha, diciamo, presente due aspetti che fanno gioco e che convergono verso gli obiettivi del nostro progetto. Il primo perché è un cavallo di battaglia di Marina, e ve ne renderete conto fra poco, per cui non voglio dire niente, anticipare nulla. Il secondo perché San Martino è un santo speciale, specifico, non saprei come definirlo, ma anche comunque molto particolare, perché a differenza di San Marco, che è un santo di bandiera, voglio dire, per Venezia, è un santo di bandiera, c'è tutta la sua storia che conosciamo. San Martino apparentemente non è che sia un personaggio eccellente, è un santo minore, no? Tra l'altro i santi noi sappiamo che vengono classificati a seconda diciamo, il giorno della loro ricorrenza è quello di solito quello del martirio, San Martino invece quello della sepoltura, è quello che viene chiamato un santo bianco, no? Ma San Martino però, pur essendo per esempio un santo francese, perché è morto e sepolto a Tours, è un santo diffusissimo e molto vicino al popolo. E quindi per queste ragioni estremamente interessante perché ci consente di riscoprire degli aspetti della cultura veneziana e anche e soprattutto anche di terraferma che magari andrebbero dimenticati, perché un altro degli obiettivi che ci proponiamo con queste conferenze è quello di arrivare a far capire che la storia non è qualcosa di passato, di trascorso, la storia è qualcosa che riaffiora, che riemerge. Vorremmo far capire a tutti che non siamo qui per celebrare niente, Venezia, Mestre, anche se ne parleremo, ma per far capire, per spiegare che parlare di storia significa far riemergere la storia nel presente e quindi avere un radicamento maggiore anche nei luoghi in cui ci troviamo. San Martino è famoso per la storia della divisione del mantello, no? Non voglio togliere materiali a Marina. C'è solo un santo che è fatto più di San Martino, è San Francesco, che aveva un mantello, l'ha donato completamente. San Martino è più per la divisione equa della proprietà, no? Per cui, però è stato molto bravo, perché il suo gesto è un gesto straordinario, secondo me apprezzato anche dalla popolazione, dal popolo più comune, perché quello alzare la spada e dividere il mantello significa usare la spada in maniera diversa. San Martino era un guerriero, faceva parte delle truppe speciali romane e
quella spada che taglia il mantello è il simbolo della misericordia, il simbolo della carità. San Martino soccorre i poveri, San Martino dona quanto possiede, metà, non tutta, metà comunque è molto, a chi ne ha bisogno. Forse non tutti voi sapete che San Martino è stato proclamato dottore della Chiesa a metà dell'Ottocento. E una delle ragioni per cui è stato proclamato dottore è che in lui si riconosce un commentatore della Bibbia, il commentatore della Bibbia che ha messo a punto l'interpretazione allegorica. Mentre di solito la Bibbia veniva interpretata letteralmente per quello che c'è sul testo, si inizia, no, in ambito cristiano a interpretare allegoricamente la Bibbia, quindi a vedere un episodio e vedere altro, no, in quell'episodio. Ebbene, il povero che riceve metà del mantello di San Martino, allegoricamente, e questo lo dice anche la tradizione, non è altro che il Cristo. Quindi San Martino è l'allegoria del fedele che con il suo esempio, con la sua donazione, aiuta la figura stessa di Cristo che soffre. E proprio per questo, ritornando al discorso di prima, è estremamente attuale, perché ci porta sul discorso del soccorso ai poveri e della carità ai poveri. Non voglio togliere niente a Marina e quindi le passo subito la parola, anche perché so che ci dirà delle cose straordinarie su una canzoncina su questo santo. Grazie, arrivederci.